Cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui in collegamento dai nostri studi di Vittorio Veneto, dagli studi della Tenda TV di Vittorio Veneto, per intraprendere un percorso in questo mese, nel mese di ottobre, che come di consueto la Chiesa dedica alle missioni, il famoso ottobre missionario. Bene, quest'anno, in questo 2020 un po' particolare, il Centro Missionario Diocesano ha deciso insieme alla Tenda TV di dare vita a una serie di appuntamenti di approfondimento che ci terranno compagnia nel mese di ottobre. Do quindi subito il benvenuto agli ospiti che sono qui oggi e che ci parleranno ovviamente del tema delle missioni. Vedete Maria Grazia Salmaso, responsabile dell'ufficio missionario diocesano, e padre Fiorenzo Canzian, missionario della Consolata, missionario in Kenya, rientrato da pochi anni definitivamente in Italia ed ora a Nervesa della Battaglia. Direi partiamo da Maria Grazia e introduciamo questo approfondimento dedicato al mondo delle missioni. Grazie Federico, grazie anche alla disponibilità della Tenda TV che ci dà questa opportunità. Come ufficio è proprio la prima esperienza che facciamo in questo senso e ne siamo molto felici e anche siamo molto emozionati in questo senso. Benvenuti a tutti, felice di incontrarvi anche attraverso questo mezzo un po' particolare ai tempi nostri, ma è essenziale e utile. Vogliamo iniziare questo cammino insieme per permetterci di riflettere e animarci per rinvigorire le nostre motivazioni missionarie. Siamo tutti missionari, dice Papa Francesco, e quest'anno in particolare ci invita a riflettere su un tema significativo. Il tema di quest'anno è tessitori di fraternità. Ho spesso immaginato questa figura di un tessitore, no? Questa figura che ha tra le sue mani dei fili, che manovra, che muove. Allora proviamo a immaginare di essere noi questi tessitori e i fili essere le relazioni che ci tengono uniti l'un l'altro. Oggi più che mai questo tema della cura delle relazioni è un tema essenziale, proprio per i tempi che stiamo vivendo. Pensiamo al distanziamento sociale, pensiamo alle fatiche relazionali che viviamo, un po' questa tendenza all'egocentrismo. Allora abbiamo pensato di condividere delle esperienze che ci permettano un po' di recuperare il senso delle relazioni, partendo da quella che è l'esperienza missionaria. Abbiamo il dono di avere qui con noi padre Fiorenzo Canzian, che è rientrato da quasi 2 anni, dopo numerosi anni in missione, e quindi vorrei, attraverso la sua esperienza, vorremmo insieme condividere alcune riflessioni che ci fanno tornare in sintonia con questo tema. Allora, la prima cosa che chiederei a padre Fiorenzo è che ci racconti un po' la sua esperienza di questi anni di missione e in particolare che ci racconti qual è stata la spinta che lo ha mosso a partire, qual è stato il motore, il motivo che lo ha spinto e anche in particolare come ha vissuto l'invio in missione. Sono contento di essere qui e rispondere a delle domande che possono essere utili per me, per poter manifestare, per poter condividere le mie esperienze di missione. Ci tengo a dire prima di tutto che lo faccio non solo a nome mio, ma lo faccio a nome di tanti missionari della Consolata che sono partiti da questa diocesi per andare in missione. 2 miei cari amici sono padre Giuseppe D'Afrè di Sarmede, anch'io sono di Sarmede, qui vicino a Vittorio Veneto, e padre Achille D'Arros di Montaner. Oltre a noi 3 ci sono state poi dozzine di tanti missionari che nel passato e anche nel presente, alcuni stanno lavorando in Africa o in altri continenti. Questo fa vedere che la diocesi è sempre stata missionaria non solo per l'invio di sacerdoti diocesani, fidei donum, ma anche perché ha avuto tante suore, tanti missionari di tante congregazioni, tra cui i missionari della Consolata,
per testimoniare l'importanza della Chiesa fondata da Gesù Cristo. Cosa mi è capitato? Io naturalmente sono stato ordinato in questa parrocchia qui da Monsignor Albino Luciani nella parrocchia di San Pietro e Paolo. Sono appena stato a visitare la chiesa e mi sono commosso a pensare che noi eravamo in tre: Padre Gabriele Maso di San Giacomo, Don Mario Casagrande di Forminiga e io di Sarmedi. Mi ha commosso perché il nostro vescovo era appena tornato dal Burundi, dove aveva sistemato un po' i suoi diocesani, e poi ha parlato del suo viaggio e ha incoraggiato noi missionari di continuare nella nostra vocazione missionaria e la gente che ci è stata vicina. Perché sono partito? Sono partito direttamente alle missioni dopo la mia formazione missionaria, perché ad un certo punto ho voluto veramente mettere in pratica il mio desiderio di lavorare in missione dopo una lunga preparazione. E sono andato in missione tanti anni fa, una cinquantina di anni fa, nel 1968 sono partito per il Sudafrica e lì nel Sudafrica ho cominciato la prima attività missionaria. Una domanda che magari voi vorreste chiedermi: avevi paura, sei andato con entusiasmo? Sono andato con entusiasmo veramente, perché volevo vedere se riuscivo a mettere in pratica tutto quello che avevo imparato. Però ad un certo punto ho avuto una crisi molto forte quando ci hanno dato il crocifisso nell'inviarci nella missione. Eravamo una cinquantina di sacerdoti missionari della Consolata e tutti quanti abbiamo ricevuto un crocifisso. Quando ho visto il crocifisso che il superiore ce lo metteva al collo, ho detto: ma questo qui sarà una vita molto difficile. E difatti è stata una vita molto difficile. Ad un certo punto ho detto: ma vado o non vado? E allora ho pensato: colui che mi ha chiamato mi aiuterà ad andare avanti nella missione, e così è stato. E siamo partiti tanti altri nostri confratelli. Il superiore mi aveva detto: vuoi rimanere un po' in Italia? Io ho detto: no, parto subito perché voglio affrontare il mio ideale e il Signore mi aiuterà. Come è stato ve lo spieghiamo piano piano in questa occasione che abbiamo di incontrarci assieme. Bene, grazie Padre Fiorenzo, si sente molta emozione in quello che ci racconta. Ci racconti anche come si è sentito accolto dalle persone in terra di missione? Dunque, ho avuto due tipi di accoglienza. Un tipo di accoglienza che mi ha lasciato male, molto male, perché quando sono partito nel 1968 a febbraio per andare nell'Africa del Sud, per frequentare 3 anni di università, per abilitarmi ad entrare nelle scuole del Kenya, siamo stati noi missionari cattolici, missionari italiani, siamo stati un po' rifiutati dall'ambiente di allora. Era l'ambiente dell'apartheid, che vuol dire le razze bianche erano quelle che dominavano sulle razze nere, e poi tra le razze bianche, noi eravamo bianchi, c'erano quelli più importanti, come quelli che venivano dalla Olanda, quelli che venivano dall'Inghilterra, eccetera, e noi cattolici, missionari cattolici, che venivamo da una tradizione cattolica, e da allora ci hanno fatto un po' tribulare perché dovevamo rinnovare il permesso di stare lì in Sudafrica per certe volte ogni 2 settimane, ogni mese, eccetera, e poi perché non volevano accettarci all'università, che era una università non cattolica, ma una università statale, però naturalmente sotto la guida di coloro che comandavano allora, che favorivano l'apartheid. Apartheid vuol dire ci sono 2 stanze, 2 porte per entrare negli uffici, tutti gli uffici. Per esempio, la prima volta l'ufficio postale, andiamo all'ufficio postale, vado all'ufficio postale, c'è scritto for white only, e l'altra porta for blacks only. Quindi ci siamo un po' meravigliati. Pian piano ci siamo messi d'accordo per capire, noi dovevamo finire il nostro impegno,
e comunque abbiamo sentito un po' il rigetto. Quando poi, dopo 3 anni, sono andato in Kenya, allora abbiamo avuto un'altra accoglienza che è meravigliosa, per il nome che i missionari avevano, non solo della Consolata, ma avevano nelle zone in cui sono state evangelizzate da varie congregazioni religiose. E allora il mio problema è stato questo: non devo pensare a loro come mi accolgono, perché vedo che mi accolgono bene. Devo io mettermi in una situazione di pensare a come amare loro e accogliere loro nella mia vita. E questo è stato una cosa molto importante che il Signore mi ha aiutato di fare fin dall'inizio della mia attività missionaria in Kenya, cioè rispettare le loro tradizioni, rispettare le loro lingue, cercare di imparare le lingue, come in Kenya bisognava sapere il Swahili, sapere altre lingue locali e assieme al Swahili anche le lingue importanti dove andavamo a lavorare. Quindi ho cercato il Swahili come seconda lingua importante. Ho cercato di vedere loro come fratelli e sorelle che mi hanno accettato, che io dovevo accettare fino in fondo, rispettare gli anziani, rispettare tutto quello che loro facevano. Questo è il metodo missionario che mi ha aiutato a farmi voler bene dalla gente in cui ho lavorato. Grazie Padre Fiorenzo, ha detto delle cose significative che interessano anche noi, perché facciamo anche noi qui oggi fatica un po' ad entrare in un'altra cultura, ad accoglierla, accogliere anche quello che è l'atteggiamento che dovremmo avere per incontrare una persona un po' diversa da noi. Anche qui da noi spesso c'è un senso di paura rispetto alle persone diverse, ancora oggi. E quindi grazie perché ci aiuta a capire qual è anche la strada per andare oltre queste barriere. Le chiedo un'altra cosa, l'impatto con la povertà, com'è stato? No? Noi abbiamo un po' questo stereotipo, questo pensiero che in Africa ci sia una povertà elevatissima. Qual è stato il suo impatto? E come poi attraverso questi poveri lei ha visto il volto di Gesù? Dunque, la povertà è una cosa molto importante nella vita del missionario e naturalmente ho affrontato 2 tipi di povertà, 2 o 3 tipi di povertà. Prima di tutto c'è la povertà culturale, quella che noi definiamo culturale perché si acquista con gli studi. E alcune volte è importante capire questa importanza culturale, no? Poi c'è la povertà durante il periodo della siccità, ci sono grandi e lunghe siccità dove il loro bestiame veramente crolla dalla mancanza di erba, eccetera. E poi c'è la povertà delle bidonvilles, degli slums, dei posti che noi vediamo crescere come funghi di fronte alla periferia delle grandi città. Allora, la prima povertà, quella culturale, ho cercato di capire di cosa avevano bisogno. Ad un certo punto nella mia vita, specialmente quando ho lavorato tra le TV nomadi e seminomadi, ho visto che se i bambini rimanevano a casa giocando così nel fango, giocando nella polvere, non avrebbero avuto nessun futuro. E allora uno dei principi che mi sono messo in mente, assieme alla gente, naturalmente, quando venivo accettato dalla gente, ho capito che era importante far capire a loro che se i loro bambini non fossero andati a scuola non avrebbero potuto avere un piede sicuro nella regione e nella nazione in cui vivevano. Ed allora mi sono messo a costruire, con l'aiuto di tanti benefattori che ho avuto la fortuna di avere dalle nostre zone e da anche zone fuori dal Veneto, costruire tante scuole materne
In tutto penso di aver costruito da 20 a 25 scuole materne, scuole elementari altrettanto, e poi un liceo per ragazze e un liceo per ragazzi. E adesso tutte quelle persone che ho aiutato, si tratta di tanti anni fa quando ho cominciato, continuano a mandarmi dei messaggi, come oggi ne ho ricevuti 2, di persone che hanno avuto un mestiere appunto perché sono riusciti a finire le loro scuole, non solo a livello tecnico ma anche a livello universitario. Coloro che mi hanno mandato i messaggi oggi, per esempio, li stavo leggendo prima di entrare qui a testificare, a testimoniare, 2 persone, un ragazzo, un giovanotto e una ragazza, una signorina, che si sono qualificati e adesso lavorano lì nel Kenya. Poi ho avuto notizia di altre persone che mi tengono sempre informato, che sono andati a lavorare in Inghilterra, sono andati a lavorare negli Stati Uniti, in Canada, nella Nuova Zelanda, nell'Australia, il mondo inglese del Commonwealth, dove trovano facilmente lavoro. La seconda di queste opportunità, diciamo di questo tipo di povertà, è quella della lotta che facevano tra di loro, tribù nomadi e seminomadi, si usano rubarsi il bestiame tra di loro. Ed allora un'altra cosa molto importante è quella di portare pace tra di loro. Spari continui, si uccidevano. Io quello che facevo era andare da una parte e dall'altra a raccogliere i morti, a raccogliere i feriti e portarli nel dispensario. Questo mi ha fatto capire a loro che volevo bene non solo a una tribù, ma volevo bene a tutte le tribù. E poi l'altro è quello delle baraccopoli. Nelle grandi città dell'Africa, specialmente nel Kenya e nell'Africa dell'Est, ma un po' in tutte le altre città, alle grandi città, attorno alle grandi città sono sorte delle baraccopoli. E allora con queste, sempre con l'aiuto delle persone locali che mi davano suggerimenti e con l'aiuto che ricevevo dall'Italia e anche da altri paesi dell'Europa, ho organizzato proprio verso la fine della mia attività missionaria un gruppo di giovani, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, orfani abbandonati lungo le strade delle baraccopoli, e adesso continuo ancora ad aiutare un gruppo di una tantina di persone, e questo mi dà ancora l'aspetto missionario importante, no? E poi dopo, durante le siccità, come dicevo prima, e lì camion e camion e camion di roba da mangiare che trovavamo, per fortuna. Ho fatto varie volte anche un appello tramite la nostra giornale diocesano, l'Azione, e l'ufficio missionario mi ha sempre aiutato e mi ha mandato dei soldi anche per venire incontro a queste necessità, per parlare delle necessità caritative. Servono queste sì, servono molto, perché, come il nostro fondatore Beato Giuseppe Alamano diceva, noi dobbiamo guardare non solo un aspetto della persona, ma la totalità della persona. Non siamo lì solo per annunziare il Vangelo, ma siamo lì per essere testimoni del Vangelo. Testimoni del Vangelo vuol dire capire le necessità dei poveri ed aiutare i poveri. E con questo capire le necessità dei poveri ed aiutare i poveri, e tutte le persone dicevano: noi amiamo il missionario. Non sempre coloro che ci guidano nel governo sono onesti con noi, ma il missionario dà la sua vita, quello che riceve lo dà per noi. È molto toccante quello che lei ci racconta, perché così disegna uno scenario a noi un po' sconosciuto, però lei ci sta comunque dicendo che il volto di Gesù si svela attraverso le persone che noi incontriamo, e chiaramente la povertà è quella che ci disarma di più e quindi ci mette ancora più in ricerca di dell'ideale umano e del messaggio che Gesù ci porta.
Però c'è anche una dimensione spirituale nelle persone che lei ha incontrato e sicuramente queste persone hanno una loro storia culturale, una loro fede, un loro credo. Come è avvenuto l'incontro tra una religione cristiana e quella che lei ha incontrato nel suo terreno, insomma? Se ci può raccontare questo aspetto. L'incontro delle religioni, diciamo quello che penso che volevi sapere, è una cosa molto importante perché noi siamo lì non solo per aiutare la gente fisicamente nelle loro necessità, ma anche per portare la parola di Dio. Ed allora questo è stato recepito non solo per noi, no? Missionari della Consolata della seconda o della terza generazione, ma perché abbiamo avuto un gran numero di missionari che hanno un po' aperto la via, e aprendo la via loro non hanno mai predicato se non dopo aver dimostrato con il Vangelo cosa voleva dire essere cristiani. Ed allora piano piano, lungo gli anni, le nostre chiese, che prima venivano frequentate solo da pochissime persone, piano piano sono venute chiese che non bastavano più per accogliere la gente che la domenica veniva alla Santa Messa, i battesimi, i matrimoni, eccetera, eccetera. E molti, come dice il Papa spesso, no? È per dimostrazione, è per vita vissuta che noi divulghiamo il Vangelo, più che per predicazione, per osmosi, cioè vedono quello che fanno ed allora accettano anche la religione che noi facciamo. Però la religione deve essere il culmine di un'attività missionaria. Adesso se vogliamo andare, chi va nelle zone dell'Africa, alla domenica trova che le chiese sono strapiene di gente, moltissima gente che entra, non solo, ma hanno capito che il missionario da solo non può andare avanti e quindi si offrono in quello che noi chiamiamo i vari ministeri da poter svolgere non solo la domenica ma anche nelle altre cose, al punto che la Chiesa adesso in Africa non è più la Chiesa del missionario, ma è la Chiesa degli africani del posto, la Chiesa del Kenya, la Chiesa del Tanzania, la Chiesa dell'Uganda, eccetera, eccetera. Quindi da Chiesa del missionario è passata a diventare Chiesa dei cristiani. Questa è una delle più belle consolazioni che ogni missionario ha. Collegandomi a questo tema, no, credo che anche come Missione della Consolata voi avete seguito anche dei percorsi vocazionali di giovani che sono diventate loro stessi sacerdoti. Come ha vissuto questa, che cosa ci può raccontare, ecco, di questa esperienza? Perché oggi, come dire, molti missionari come lei rientrano e quindi è come se depositassero nelle mani di quelli che noi chiamiamo autoctoni, cioè originari del luogo, una chiesa che deve crescere in qualche modo, no? Cosa ci può dire riguardo a questo? Nella mia esperienza e nell'esperienza di tanti altri missionari più anziani di me che sono andati lì prima di me e missionari che ancora lavorano lì, c'è sempre stata l'idea di favorire le vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa. E io sono stato proprio fortunato. Come qui una volta era facile trovare delle vocazioni, noi ne abbiamo viste molte, anche vocazioni molto brave, no? Così ho cercato, e sono stato fortunato, nella mia vita missionaria almeno una quindicina di vocazioni, anzi più vicino al 20 che non al 15 di vocazioni, sono riuscito ad accompagnarle alla vita per la diocesi e per l'Istituto dei Missionari della Consolata, non solo dei missionari della Consolata ma anche di altre congregazioni. E questi qui sono rimasti affezionati e sono, diciamo, io sono stato fortunato perché tutti quelli che ho accompagnato al sacerdozio o alla vita religiosa hanno poi perseverato. Alcuni di questi adesso cosa capita? Capita che vengono in Europa
e fanno i missionari un po' in Europa. Abbiamo incontrato un attimo fa un sacerdote che è qui con noi, che viene dall'Etiopia, e che lui è diventato missionario della Consolata, adesso da 5 anni circa lavora a Milaico, dove è la sede dei missionari della Consolata attualmente, e ha un altro nostro compagno, un missionario della Consolata che viene dal Mozambico, altri che vengono da altre parti dell'Europa, no? Per dire che c'è questo scambio di attività, cioè loro si sentono missionari non solo perché sono qui in Italia per aiutare, ma anche perché sono disposti ad andare in qualsiasi parte del mondo dove i nostri missionari lavorano. I diocesani si sentono inculturati nella loro diocesi e fortunatamente ci sarà qualche defezione, ma che conosco io, di coloro che ho accompagnato, io sono soddisfatto e ringrazio il Signore per avermi data questa possibilità di accompagnarli, cioè essere padri non solo di cristiani, ma essere padri anche di vocazione e di futuro missionari. Grazie Padre Fiorenzo. Veniamo un po' al rientro, no? Lei ha vissuto quasi tutta la sua vita alla fine in missione, no? 50 anni mi diceva di vita missionaria e adesso dal 2018 è rientrato qui in Italia. Vorrei un po' chiederle com'è stato l'impatto e il rientro in questa, alla fine, cultura che lei ha vissuto poco, nuova, anche rivissuta dopo 50 anni, quindi anche dopo varie trasformazioni e cambiamenti. E anche se ci può aiutare a capire quali sono i punti che tengono unite le realtà che lei ha visto in missione in Kenya e qui in Italia, e quali sono magari anche i doni che l'esperienza sua missionaria ha offerto e può offrire alla nostra esperienza di Chiesa qui in Italia o comunque in Occidente. Dunque, prima di chiedere ai superiori che mi lasciassero in Italia, dopo un'esperienza di 50 anni e un po' di più di 50 anni in Kenya, in Africa, mi sono consultato con vari sacerdoti, sia locali qui della nostra diocesi, che alcuni missionari miei amici. Mi è venuto in mente, io avrei potuto continuare a stare in Kenya e lavorare per altri pochi anni in Kenya, ma ho guardato un po' a questa filosofia, diciamo, non so, che per me mi ha aiutato a decidere. Guardando l'età che ho, che è abbastanza avanzata, cioè ho compiuto 80 anni pochi giorni fa, e ho pensato, io ho dato 50 anni e più alle missioni. Adesso tutte le persone che mi hanno aiutato con la preghiera e con l'aiuto finanziario hanno piacere, pensavo, hanno piacere di sentire la mia condivisione di cosa è capitato. Ed allora, quei pochi anni che il Signore ancora mi dà di vivere, non so, lasciamo a Lui decidere quanti, fino a che sto bene con la testa e con il corpo, poter ringraziare il Signore e ringraziare coloro che mi hanno aiutato tramite gli incontri con le persone che hanno piacere di sapere della vita missionaria. Per cui questa è stata una bella opportunità, venire qui. L'ufficio missionario è sempre stato aperto a me e poi anche l'iniziativa di parlare per televisione, ma ci sono altri gruppi, per esempio questa sera incontrerò un gruppo lì dalla parte di dove sto adesso a Milaico, vicino a Nervesa, poi ci sono altri gruppi che mi hanno chiamato, eccetera. E poi dopo, tramite l'ufficio missionario, anche qui nella zona, quando sono venuto su l'ultima volta, quasi tutte le parrocchie dei dintorni, una quindicina, una ventina di parrocchie, hanno voluto che testimoniassi, continueranno a chiedermelo senz'altro prima o dopo. Quindi questo è il motivo principale per cui continuo a fare per i pochi anni che il Signore ancora mi dà per divulgare la missione. Non solo per divulgare la missione, ma mi è piaciuto, a me quello che ha impressionato
nella mia vita missionaria da giovane è vedere dei missionari entusiasti e invecchiavano con un entusiasmo che aumentava di giorno in giorno. Io nella mia, diciamo, anche mancanza di capacità che ho avuto nella mia vita, vorrei mettermi davanti ai cristiani di adesso e ai giovani di adesso. Guardate che la vita missionaria io posso testimoniare, posso dirvi le date di tutto quello che mi è capitato. È un'avventura che vale la spesa di intraprendere. Quindi anche se ci fossero poche vocazioni, sono sempre benvenute, non solo a quello, ma anche per i laici che vivono qui, la laicità è importante anche questo, è un'occasione per dire guardate che in missione, anche se andate giù solo per 1 anno o 2 anni o per qualche mese ed offrite all'Africa o il continente dove andate il vostro lavoro, è una cosa molto bella. Io ho avuto un'altra esperienza che adesso mi viene in mente di alcuni laici che sono venuti a passare mesi con me, alcuni laici qui della zona che sono passati mesi con me, magari per aiutarmi nella costruzione, aiutarmi nelle altre piccole cose, eccetera, e sono rimasti contenti e ci troviamo ogni tanto anche con loro. Grazie, è molto ricco quello che lei ci dice, è vero, e noi anche come ufficio missionario, assieme anche ai missionari della Consolata che lavorano con noi, Casami Laico, sosteniamo questi viaggi anche per i giovani e quindi durante l'estate offriamo la possibilità ai giovani di fare un'esperienza in terra di missione. Spesso siamo stati proprio ospiti di comunità dei missionari della Consolata. E devo dire che quando questi giovani tornano, quello che rimane a loro più impresso, al di là dell'impatto con una realtà diversa, spesso è proprio l'incontro con dei missionari autentici che hanno speso la vita e spendono la vita con poche, spesso anche risorse, proprio per Gesù, per un ideale in cui loro credono fortemente. E questo è un regalo che viene offerto ai nostri giovani, perché tornano cambiati, tornano con una nuova prospettiva. Tornando a lei, le richiedo com'è stato l'impatto del rientro in Italia, anche emotivamente, a lei proprio personalmente come persona. Che cosa l'ha toccata a ritornare nelle nostre chiese? Che cosa vede, ecco, adesso nelle nostre pratiche di chiesa di adesso? Beh, non è che abbia ancora molta esperienza della cristianità qui presente nella nostra zona, dei cristiani presenti nella nostra zona. Poco tempo fa, forse la settimana scorsa, abbiamo avuto un raduno con una quindicina, una ventina di sacerdoti della zona dove abitiamo adesso come missionari della Consolata e mi chiedevano appunto la stessa domanda: che impressione hai? Io ho detto loro: guardate, se io dovessi scegliere di fare il parroco qui in Italia adesso o di andare a iniziare una nuova missione in Africa, sceglierei la via dell'Africa, perché voi veramente state escogitando qualsiasi cosa che vi venga in mente pur di servire i cristiani di adesso, no? Ed allora andavo, quando ero giovane, quando ero piccolo, che le nostre chiese erano strapiene e le chiese di tutti i sacerdoti con cui ho parlato vedevano questo, erano strapiene. Adesso, a causa anche del coronavirus, eccetera, ma non solo di quello, trovare le nostre chiese piene è quasi impossibile. Io mi ricordo, noi avevamo una messa alle 6 del mattino per le donne, alle 8 del mattino per i ragazzi e alle 10:30 per gli uomini, e le chiese erano sempre piene. Adesso se vado nella chiesa mia, come sono andato varie volte, come ognuno di noi va, vede che una messa è più che sufficiente. Ed allora io vi ammiro, però non me la sentirei perché non saprei cosa suggerirvi, vi ammiro e prego per voi, cerco di aiutarvi nel possibile perché possiate continuare senza scoraggiarvi, possiate continuare a diffondere il Vangelo nell'ambiente in cui vi trovate.
Un'altra cosa che vorrei dire, i missionari della Consolata qui sono stati presenti in via Rizzera, a 2 passi da dove stiamo parlando adesso, proprio qui vicino, per tantissimi anni. Una cosa che mi ha fatto piangere lacrime interne a me è il fatto che adesso non ci sono più i missionari della Consolata nella diocesi di Vittorio Veneto. Lavorano in Veneto, lavorano appunto nella parte di Nervesa e lavorano bene. Vorrei appellarmi, chiedere in ginocchio ai cristiani che ci hanno aiutato come missionari della Consolata di non abbandonarci. Invitateci anche qui, noi siamo disposti di venire per qualsiasi incontro, per qualsiasi attività pastorale, sia con i giovani, con i bambini, con gli adulti, eccetera, anche in questa zona. E mi morirebbe il cuore se dovessi vedere che una volta che noi vendiamo, non l'abbiamo ancora venduta, la casa di via Rizzera, i missionari della Consolata e la missionarietà che abbiamo diffuso per tanti anni, per oltre un secolo in questa zona, dovesse scomparire. Quello che ci dice è un pensiero di grande amore per questa terra, lo si sente nelle parole che lei ci dice e anche per la congregazione. Tra l'altro i missionari della Consolata hanno proprio come carisma quello della missione, dell'essere missionari. E in ogni caso è vero, non c'è la casa, però è vero che c'è una vita legata a quello che i missionari della Consolata hanno fatto nel nostro territorio. Ci sono anche molti laici che operano, penso al coro Tatanzambe, che è un coro missionario che attraverso il canto promuove pensieri di amore, di vicinanza al tema missionario, e molti sono anche nella nostra diocesi. E quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati al tema, vogliono saperne di più, a invitare Padre Fiorenzo. Adesso abita a Nervesa della Battaglia, che è abbastanza vicino rispetto al nostro territorio, quindi raggiungibile. Anche perché è possibile così favorire questo incontro con i bambini più piccoli. Penso al tema del catechismo, per quanto sia possibile organizzare un evento di questo tipo. Le chiedo un'altra cosa. Quando lei era a Nairobi, in Kenya, mentre corrispondavamo, lei ci raccontava anche di momenti di grande tensione, cioè la Chiesa del luogo ha vissuto anche momenti di conflitto, in qualche modo osteggiati da delle persone non credenti di altre religioni. Che cosa ha appreso, ha imparato, ha vissuto e può portarci come testimonianza rispetto a quei momenti delicati, no? In cui mi raccontava che la Chiesa doveva essere protetta anche da persone che limitassero e controllassero gli ingressi, se non ricordo male. Non tutto è oro quello che luccica, ed è vero, io ho cercato di esprimere la parte positiva, più facile diciamo, della vita di un missionario. Ci sono tante cose che il missionario deve sapere affrontare nella vita. Prima di tutto che, come tutte le nazioni del mondo, anche in Africa c'è tanta corruzione. E quindi è per quello che la Chiesa e il missionario viene apprezzato, perché se il missionario riceve qualcosa lo dà per la gente e non lo dà per i capi, eccetera, no? Un'altra cosa sono le religioni protestanti che entrano con la profezia che loro riescano a fare dei miracoli, quindi saltano, allungano le mani, danzano, eccetera, eccetera, e poi dopo pagano, nel pagare pensano di avere dei miracoli. Ci sono queste religioni che sono state importate non tanto dall'Europa, ma anche dall'Europa, ma specialmente dall'America Latina o dall'Asia, quindi disturbano un po' il nostro cristianesimo. Poi c'è l'aspetto, diciamo, tribalista.
l'ho appena accennato, però è vero, cioè diverse zone dell'Africa e anche di una nazione si combattono tra di loro, quindi il missionario deve stare attento perché noi non siamo lì per favorire una tribù o un'altra tribù. Questo. E poi c'è anche un'altra cosa, l'Islam. L'Islam è entrato in alcune zone dell'Africa ed è pericoloso come l'ho conosciuto io. È pericoloso, alcuni dicono che c'è l'Islam moderato. Io non l'ho ancora incontrato, credo che esista l'Islam moderato, credo che esista, è possibile, avevo anch'io degli amici, no, musulmani, ognuno rispettava la propria religione, però quello che ho notato nella zona specialmente di Nairobi e della periferia di Nairobi è che i nostri cristiani, incluso il prete, non può entrare nella propria chiesa, specialmente quando ci sono le masse di gente che viene in chiesa, senza prima essere controllato, tutti, incluso il prete, se c'è qualcosa, controllati come si fa all'aeroporto con il metal detector. Quindi se andate a Nairobi a messa la domenica, tutte le porte nell'entrata troverete questi guardiani, diciamo, disponibili e a passare, vedere nelle borse delle signore se ci sono delle bombe, vedere se ci sono dei metalli nelle tasche degli uomini, eccetera, eccetera, no? Ci sono specialmente due fazioni dell'Islam, il Boko Haram, che non è presente in Kenya ma è presente nell'Africa dell'Ovest, e Al-Shabaab, i giovani musulmani che viene dalla Somalia, che è molto cattivo nel senso che non ammazzano le persone, no? Io ho avuto un'esperienza molto brutta e paurosa a causa di questi, perché a un certo punto sono riuscito a mettere d'accordo un ragazzo e una ragazza che si volevano bene per celebrare il matrimonio. La ragazza era musulmana e il ragazzo era cattolico. Ho cercato di chiedere il parere ai sacerdoti e anche al vescovo se dovevo continuare o no, sapevo che eravamo nel pericolo. Ad un certo punto, dopo che è stato celebrato il matrimonio, mi hanno fatto capire: devi stare attento perché c'è qualcuno che vuole attentare alla tua vita. Non solo quello, ma la madre di questa ragazza ha fatto in modo che la ragazza venisse presa improvvisamente, senza che lei se ne accorgesse, e portata nella sua zona. Era incinta, l'hanno fatta abortire, perché non volevano avere un figlio mescolato musulmano e cristiano. E poi dopo, per un bel po' di tempo, l'hanno seguita. Praticamente lei voleva quasi ammazzarsi perché non ne poteva più. Poi la madre cattolica è riuscita a farla venire di nuovo a Nairobi e a nasconderla per anni e anni e anni. Si chiama Fatuma, l'ho benedetta con il nome di Fatuma, e adesso per 2 o 3 anni non ha potuto, e anche attualmente lei vive in Kenya, però ha sempre la paura che da parte di suo papà e di sua mamma questa ragazza venga di nuovo rapita. Quindi questo è qualcosa che sta capitando in Kenya. L'Islam sta entrando o con la forza o sta entrando anche in altre maniere, diciamo più subdole ancora, e speriamo che quello che il Papa cerca di fare adesso, mettere a posto le religioni mondiali che si uniscono insieme, è una bella cosa. Non so fino a che punto la Chiesa dell'Africa riuscirà a fare questo dialogo con l'Islam, specialmente nei settori dove l'Islam è veramente crudele. Beh, quello che ci racconta, cercando di mettermi un po' nei panni anche di queste persone che vivono lì, credo che vivere nella paura, nella fatica, nel nascondersi sia un sentimento
faticoso da vivere, no? E posso immaginare anche il motivo per cui una persona desideri poi vivere un esodo da quella terra per poter vivere qualcosa di migliore, ecco, in altre terre. Lei come vede questa popolazione? Come un popolo così eletto, un popolo sofferente, un popolo che ha prospettive, che è fermo? Che sensazioni ha rispetto a questo? La soluzione non è facile al problema. Ci sono delle persone che non possono vivere nella loro nazione, e lo sappiamo, no? Li vediamo qui che vivono con noi. E quindi bisogna accettarli come fratelli e sorelle, quelli lì non si può dire di no. Però quello che a me fa un po' di paura è il fatto che molte delle nazioni dell'Europa, un buon numero di nazioni dell'Europa, non sono cooperative, non cooperano in questo sforzo. E un'altra cosa, questa qui però non do nessun giudizio perché non riesco a capirla, è come mai nella zona dell'est dell'Africa, il continente africano dell'est, ci sono come il Tanzania, come il Kenya, l'Uganda, eccetera, sono pochi coloro che vengono in Europa. E come mai invece in altre nazioni sono molti? Forse un'attività che bisogna sviluppare un po', l'attività è quella, cercare di aiutarli nel posto, prima che si trovino nella obbligatorietà di intraprendere dei viaggi molto dolorosi con tante morti per trovare rifugio in Europa. Tutte le persone che io ho aiutato, fortunatamente non ce n'è nessuna in Italia adesso, perché il modo con cui abbiamo cercato di agire in Kenya e in altre nazioni limitrofe è quella di aiutarli in modo tale che trovino dei lavori localmente oppure che trovino dei lavori nel mondo inglese. Quindi il mondo inglese è un mondo abbastanza sviluppato, è un po' dappertutto, e trovano lavoro lì. Perché se sono soffocati e costretti a intraprendere dei viaggi mortali, e allora vuol dire che forse l'Europa non ha preso la via giusta per aiutare queste persone. Però quando arrivano bisogna aiutarle, perché sono fratelli e sorelle nostri, e purtroppo molti non ce l'hanno fatta ad arrivare e sono morti nel mare, come noi sappiamo. E molti ne hanno approfittato anche degli aiuti che hanno ricevuto per non per curare queste persone bisognose, ma per prendere i soldi e tenerli per loro conto. Bene, ci avviamo un po' anche alla conclusione di questa chiacchierata. Le chiedo solo se ci lascia con un messaggio, ecco, dalla sua esperienza a noi cristiani che stiamo ascoltandola, che messaggio ci può lasciare per questo ottobre missionario? Come essere buoni tessitori di fraternità? La parola giusta che mi ha impressionato per questo periodo qui è essere tessitori di fraternità. Tutti coloro che ci passano vicino sono fratelli e sorelle con cui tessere una relazione di amicizia, una relazione di aiuto, una relazione buona. E il missionario, la missionarietà della Chiesa porta poi a questo. Noi missionari siamo mandati a tessere questa forma di friendship, di aiuto, di reciproco aiuto nel mondo intero. Quindi il missionario chi è? Missionario sia religioso che non religioso, per sacerdote e non sacerdote, è colui che crede che anche se il suo piccolo filo è piccolissimo e non si vede, lui incontrando molte persone riesce ad aiutare il mondo a costruire un bel pezzo di stoffa per costruire la pace e la serenità. Tessitori di umanità è quello che Papa Francesco ci dice durante questo periodo di ottobre missionario.
Grazie Padre Fiorenzo, grazie veramente di cuore per la sua esperienza e per la condivisione. Siamo in chiusura perché sarebbero moltissime le domande, le curiosità, ma lasciamo a voi l'impegno di contattare Padre Fiorenzo o attraverso il centro missionario o direttamente con i missionari della Consolata per coinvolgerlo in qualche anche testimonianza in loco. Chiudiamo invitandovi per il 15 di ottobre, che è giovedì della prossima settimana, per un momento di preghiera che faremo a livello diocesano tutti insieme a Santa Maria delle Grazie a Conegliano, la veglia missionaria diocesana, dove avremo la fortuna di avere la testimonianza di Don Damiano Boffo, che è un diacono, comunque un ragazzo originario della nostra diocesi che ha fatto i suoi studi teologici in Perù, quindi rappresenta una vocazione tipicamente missionaria, che sarà ordinato nella nostra diocesi proprio il 17 di ottobre. La prossima settimana continueranno questi appuntamenti, ricordo che saremo in collegamento mercoledì prossimo con Don Marco e Don Nissivaldo e avremo qualche anche riflessione di Don Armando Bucciola, il nostro vescovo, rispetto allo scambio missionario tra le nostre diocesi di Vittorio Veneto e Livramento, un'esperienza che è a 1 anno della sua storia, quindi festeggeremo questo compleanno insieme anche attraverso l'aiuto delle testimonianze di queste persone. Io ringrazio ovviamente gli ospiti che sono stati qui in studio, vi ho ascoltato in religioso silenzio perché è stato veramente un bello scambio che ci ha portato, secondo me, anche ci ha dato molti spunti di riflessione, e quindi un grazie a Padre Fiorenzo Canzian per essere stato qui con noi. E un grazie a Maria Grazia Salmaso, responsabile del centro diocesano missionario, che ha magistralmente condotto questo appuntamento e che sarà il primo, insomma, di una serie. Come dicevo all'inizio, vi terremo compagnia nel corso di questo mese di ottobre. Al termine di questo speciale dedicato alle missioni, dedicato al mese missionario, vi proporremo un documentario realizzato appunto a livello nazionale. Anche lì avremo molte testimonianze, molti spunti di riflessione, quindi rimanete sulla Tenda TV.